Ok, tutto pronto? Finalmente in pesca anch'io. Yes! Ci siamo ragazzi? Ci siamo. Benvenuti e bentornati sul canale Team FS, signori. Posta nuova sul web, direi abbastanza conosciuta. Ci sono moltissimi video di Crimax, ci sono tanti video, insomma, amatoriali su YouTube e oggi ci proviamo anche noi. Oggi tocca a noi. Lago Leggiarette. Sessione aspettata da 5 mesi, direi. Abbiamo prenotato un bel po' di tempo fa. Quest'inverno. Siamo qua, posta Penisola 1 e 2. E niente che dire, Andrea è arrivato un po' prima di me, io sono arrivato dopo lavoro, quindi direi col tempo. Ho preso 2 pesci gatti oggi. In questo lago ci sono i pesci gatto, una cosa che non sapevamo. E niente, detto ciò, io devo ancora finire di allestire il campo. Come avete visto, ho comprato mulinelli nuovi. Uno me l'ha regalato la mia compagna e i miei amici, anche Andrea, grazie amici, grazie compagna, grazie Nicole, grazie a tutti. E uno me lo sono comprato qualche giorno fa. Ho deciso di imbobinarli, di prepararli qui sulla posta per vedere anche come si presentava al lago, se si vedeva del movimento, insomma. E niente, preparato tutto, preparato bombette, preparato quello che riguarda la pesca. Adesso sono le 8:15 circa, mi rimane da preparare il campo che, guardando un po' il posto, per chi già lo conosce, bisogna un po' valutare dove metterlo, perché la strada è solo questa, è la strada principale di alcune poste, però se ci si organizza tra queste 3 postazioni e non ci si crea problemi per l'uscita, ecco, non c'è nessun problema, insomma. Detto ciò, adesso vi lasciamo qualche immagine, io finisco di preparare il campo e speriamo di vederci tra poco dal materassino. Già. È incredibile. Figa. 15. Ci siamo. Primo pesciotto delle Leggiarette, 15 kg. Sembra anche di più. Partita nel sottoriva a destra, in notte fonda, circa l'una. È quello che stavamo aspettando. Che bel pesce. Reginona sulla bilanciata, sui 3,5 metri d'acqua, a circa 3 metri dal canneto. Lo sapevamo che di notte venivano sotto ed è arrivata. Bomba! Ragazzi, abbiamo una partenza da Luca, vi ho lasciato la mia carpa da mezz'ora 40 minuti. È un bel pesce, Ed è qualcosa di grosso, ci dice. Ecco che torna su adesso. Guarda. Sì, è grossa, sembra più bella di quella della mia. Sembra più grossa di quella. Sentilo. Dagli emblemi Sentilo nuovi, come emblemi va nuovi. Daiva, sentilo Daiva.
Sentilo come macina il Daiwa. Sembra più bella di quella che abbiamo preso prima. No, Che sfiga. no vecchio. E buongiorno anche a voi. Buongiorno. Ci siamo, dai, posto nuovo, quindi sapete anche voi, bisogna provare, bisogna vedere. Abbiamo comunque chiesto informazioni sia al gestore Dennis che ai ragazzi che frequentano questo posto spesso. Diciamo che più o meno tutti ci hanno dato le stesse informazioni, gli stessi consigli, cioè pesca corta, nel sottoriva 10, 15, 20 metri massimo. Ci hanno tutti consigliato di utilizzare... Ma dai, oh! E intanto è arrivato Cri, dai vieni! Ma che roba! Ciao! Ciao! Come ci si dà vita, giuro, vedi? Ciao boss, ora. No, ma fate continuare. Ma continuiamo dopo. Mitico, mitico. Ci vediamo dopo. Grande! Occhio, occhio. È un pesce gatto. Ma coi! Ma guardate, oh! Ho fatto la coia! In un secondo. Cristian, ragazzi, è il mio portafortuna. Lo carico in baule a ogni pescata adesso. Dai, mettetevi là assieme, visto che sono qua. Guarda qua, mai mollare ragazzi, mai mollare. È arrivato Cri ed è partita anche una mitica koi. Ma che bella! Ma che splendore è! Non sono un intenditore di koi, non so che tipo di koi sia, ma è un pesce fantastico. Gran pesciotto. Cioè, ciao, sembra un pagliaccio, sembra un clown. È un pesce splendido, altro che... Che figata di pesce. Poi comunque piccolina, ma ha fatto una bella partenza abbastanza aggressiva. Raga, mi è finita sotto... È subito andata a cercare riparo sotto la Sotto agli alberi mi è finita. Guardate che pesciotto che sono riuscito a catturare. Con una bombetta, un chicco di mais finto messo in verticale e mezza scucchiaiata di pellet sull'innesco. Guardate che pagliaccio. Vai, vai. Che cazzo di pesce? Lascio. Vai. Non voglio lasciarla però, vecchio. Questo c'è solo il mio buco. Lascia andare. Oh, mi raccomando, visto, mai mollare, duro, quello spot lì, continua a buttar là, che zitto zitto ti fai un'altra koi.
Ragazzi, scusate, mi ero così incantato che mi ero dimenticato che ci dovevate essere anche voi qui. Guardate che splendore. Guardate, un'altra piccola koi, ragazzi. Un'altra piccola koi arrabbiatissima. Ma quanto sono belle! Un chicco di mais finto messo in verticale sotto una legnaia qui a 2 metri dalla postazione, e guarda cosa ci regala. C'ha la coda quasi trasparente. Questo è stato bucato più volte. Ragazzi, tutti qua ci hanno detto di pescare col pellet, quindi ci siamo muniti di pellet e di sacchettini. Io ho fatto un mix di pellet di diversi diametri, uno del 6, uno del 4, bagnati col Go all'ananas. Sembra che pellet e Go qui faccia la sua differenza, che le carpe sono molto abituate così, di conseguenza sto andando così. La maggior parte dei pescatori stanno pasturando davvero tanto, però con pochi risultati, diciamo, non escono tanti pesci. Io sto buttando una bombetta più un mezzo cucchiaione di pellet, neanche. Comunque adesso vi farò vedere quello che sto facendo. Quindi bombetta abbastanza importante, abbastanza attrattiva con il Go, e giusto una smanciata di pellet intorno. Questo è il mix con cui sto pasturando: pellet dell'8, pellet del 6, scratting, e ho 10 palline all'aglio Robin Red che mi sono rimaste un'altra pescata e ce l'ho messe dentro. E qui non ci ho messo liquido perché preferisco metterlo in bombetta e fare la bombetta, cioè dove c'è il mio innesco, molto più attrattiva che la pastura che c'è intorno. Questa è la montatura che ho su: piombo da 130 inline, 12 cm di trecciato, reflex camo 25 libre, girella spinner, chlor e bilanciata del 15. Poi c'ho un piombino, in questo caso non servono per bilanciare la pallina perché è già bilanciata di suo, ma per una questione di allamata. E voglio vedere se viene una lamata più interna nel labbro inferiore del pesce, dato che il piombino fa peso e l'amo si gira subito all'ingiù. Fa sto lavoro qua. Quindi spinner rig, trecciato, corto, abbastanza semplice. E ci siamo. Ragazzi, il primo pomeriggio è passato di questo magnifico sabato, incominciato con l'arrivo di Cri, che risalutiamo.
E approfittiamo per salutare anche Max, che raccontiamovi un po' i fatti suoi, è in ferie, che non è potuto venire, ma ci ha fatto comunque piacere sentirlo e avere da lui anche qualche piccolo consiglio riguardo a questo lago. Che dire, la notte è passata abbastanza tranquilla, abbiamo avuto la partenza di Andrea, avete visto, Verso l'una. bel pescione, mezzanotte 40, e all'1:30 è partita anche a me, solo che si è slamata, gran peccato. Intanto alla notte, sempre durante la notte, abbiamo sentito altre 2 slamate qua di fianco a noi e mattina è passata abbastanza tranquilla. Andrea è riuscito a fare 2 koi e Sì. 2 koi niente male, aggiungo, Una niente dietro male. l'altra, penso, secondo me non capiterà mai più nella vita. In cioè. circa 1 ora e mezza. 1 ora e mezza ho fatto 2 koi, vabbè che li sto pescando in casa praticamente, però 2 koi una dietro l'altra, 2 catture, 2 koi, sono davvero belle emozioni. Poi sono delle catture fantastiche, cioè equivalgono a una koi del genere, equivale a un pesce da 20 kg per me. E niente, con le ore più calde anche l'abbiamo preso. Sì, che non pensavo, anche dal fatto che gli altri carpisti sulle altre poste non stanno vedendo pesce durante le ore calde. Questo era anche quello che ci aveva detto Dennis, il gestore. Però poi durante le prime ore qualcosa si è mosso, durante le prime ore del pomeriggio sono arrivate le koi di Andrea. Vai tranquillo. Altri piccoli pesci qui nelle poste vicino a noi e quindi qualcosa si sta muovendo. Mi sono fatto un buon stick mix unito un po' da uno stick al Pacific Tuna e a uno stick Banana Scopex. Ho voluto unire questi 2 aromi differenti per provare una combinazione un po' particolare. Tutto questo dippato con del Go all'ananas. Qui ci hanno consigliato tutti l'uso del doppio sacchettino, cioè un sacchettino dentro l'altro. La motivazione è quella appunto della grande profondità che c'è qui a 10-15 metri da riva, troviamo già 12 metri d'acqua, quindi per questo un doppio sacchettino ci dà più sicurezza che arrivi appunto sul fondo tutto integro. Quindi doppio sacchettino e niente, dita incrociate, i punti più o meno sono sempre quelli, li ho trovati col dipper, per me sono punti buoni. E vediamo, oggi pomeriggio una l'ho spostata leggermente un po' più in fuori, sulla mia destra, e le altre 2 invece le ho lasciate lì. Come diceva prima anche Andrea, qualche pesciotto sta comunque uscendo. Oggi sì, sta uscendo qualcosa a differenza di ieri o di stamattina. Oggi pomeriggio, dopo le 2-3 del pomeriggio, la gente ha iniziato a prendere. C'è da dire che stanno buttando giù i pellet. Sì, sono secchione da 25 kg di pelle. Io sono venuto giù con 10 kg per 3 giorni, quindi insomma mi sto trovando di fianco persone che pasturano 10 kg in un pomeriggio. Però un paio di pesciotti li stanno facendo, a differenza nostra, però speriamo che qualcosa Sì, che entro arrivi. sera si avvicinano più verso riva, dove comunque ho 2 spot ben pasturati, da venerdì mattina quando sono arrivato che butto giù pellet in questi 2 spot. C'è con la canna centrale la sto cambiando sempre di più, a volte a 35 metri, a volte a 30, a volte a 15. Sto provando a cambiare le lunghezze per vedere se c'è qualche risposta. Vediamo. E comunque non sto pasturando troppo la canna fuori perché
c'ho poca pastura, se devo iniziare a spombare la finisco subito, diciamo. Preferisco tenermela per le 2 canne sotto riva che comunque hanno regalato e ho, diciamo, una certezza tra virgolette, e quella centrale continuo a fare le mie bombette tranquille sperando passi qualcosa, ecco. Poi Cercare un buon punto. sì, Vediamo. pasturata è pasturata, ma molto meno rispetto alle altre 2 canne e praticamente niente in confronto agli altri pescatori. Magari già con meno pastura facciamo più selezione, Teniamo sotto quella grossa. magari non viene sotto tutto quel pescione, però comunque gli altri ragazzi stanno prendendo un paio di pesci in più, ma comunque tutta roba piccola. Anche alcuni pesci gatto aggiungo. E quindi sì, dai, non la vedo male. 2 pesciotti li abbiamo fatti oggi, 2 koi tra l'altro, quindi adesso le koi sono ancora lì, solo che stanno mangiando un po' il pellet che ho pasturato, perché le vedo che vanno giù a mangiare dove c'ho l'innesco, ma non hanno ancora preso l'innesco in bocca. In questi momenti ti vengono quei dubbi, quei famosi dubbi se il rig è posizionato bene o meno. Comunque la canna è lì a 2 metri, quindi ci impiegherò 2 minuti e mezzo a fare un altro controllo, vedere se era tutto a posto. E niente, per il resto non ci rimane solo che aspettare. Tutto messo giù alla perfezione. Va bene ragazzi, vi lasciamo qualche piccola immagine, qualche piccola clip e speriamo di vederci tra poco da Materassino. E niente ragazzi, piccolo aggiornamento, per adesso nella nostra postazione è ancora tutto fermo. Intanto qua di fianco a noi hanno preso un altro pesce, direi che per loro è stato un pomeriggio abbastanza movimentato. Niente, stiamo comunque provando a fare dei cambi esca un po' più spesso, da vedere magari di riuscire a intercettare anche la carpa di passaggio, però per adesso niente, vediamo se col cambio di luce si muove qualcosa, insomma. Morto ragazzi, sono morto, sono stanchissimo. Ci vuole qualche bella corsa per svegliarmi. Speriamo che le partenze non tardino ad arrivare col buio. Andrea adesso è andato a farsi la doccia, io intanto ho preparato un po' di bombette per la notte, tengo le dita ultra incrociate, ho scandagliato un po' col dipper, ho trovato questi 2 famosi scalini molto importanti e ci sto pescando sopra, una canna sul secondo scalino più lontano, una sul primo e una nel sottoriva. Vediamo, tengo le dita incrociate e speriamo di vederci il prima possibile da Materassino. Ci siamo ragazzi, sabato notte, piena notte, saranno le 2 di notte ed è partita missile una canna. Finalmente un pesciotto anche per me, taglia relativamente piccola, ma vi giuro è quello che aspettavo, E si scappotta leggerette. finalmente. Piccola bilanciata gialla. Un bel pesce in forma, guardate che bel pesce.
Andiamo a rilascio. Ragazzi, per fortuna che in questo posto ci sono gli alberi, perché anche oggi c'è un caldo torrido. 39 gradi, si sentono tutti, un'umidità pazzesca. Il primo giorno c'era praticamente tutto il lago fermo, quindi noi, come il resto degli altri carpisti, ci abbiamo provato, insomma, chi pasturava più, chi meno, e poi col secondo giorno però abbiamo visto che alcuni sono riusciti a sbloccare la situazione e sembrano quelli che hanno pasturato più di tutti, insomma, quelli che hanno buttato giù secchi di roba. Però comunque il pesce si è mosso in giro per il lago. Peccato un po' che non siamo riusciti a intercettarlo. C'è da dire che quelli di fianco da noi, postazione Pontile, non hanno preso niente. Chissà se le carpe hanno tagliato il nostro angolo, non lo so. Noi ci stiamo comunque ancora provando e vediamo se si muove qualcosa, insomma. Vediamo cosa si aspetta dall'altra parte della lenza. Una piccola carpetta ci è venuta a salvare dal cappotto di questo pomeriggio. Alle 3 del pomeriggio, presa sui 15 metri, sul primo scalino, con un chicco di mais finto. Questa si può considerare una bambina delle Iserette, che è davvero piccolina rispetto alle big che ci sono qua dentro. Speriamo di prendere un'altra. E niente, è stata una cattura davvero aspettata, questa qua. Dato che l'unico movimento di oggi è stato un pesce gatto alle 10 di mattina. Ora sono le 3 del pomeriggio e sono riuscito a fare questa carpetta. La cosa che mi rallegra un po' più di tutto è che comunque sono riuscito a prendere una carpa con la canna centrale. Quindi con tutte e 3 le canne sono riuscito a catturare. A forza di cambiare spot, avrò cambiato almeno 5 spot con quella canna e finalmente sono riuscito a catturare. L'ho lanciata senza bombetta, ho detto la provo così, senza bombette niente, dove saltavano, sempre a 15 metri dalla postazione. Le ultime 3 catture appunto le ho prese col chicco di mais finto messo in verticale, bilanciato. Ho preso le 2 koi, qua sotto riva nell'albero, nella legnaia, e questa carpetta qua. E c'è la prima carpa alla 15 kg, la prima notte l'ho presa con una bilanciata del 15 mainline all'ananas, le solite palline che sto usando sempre e che mi regalano sempre appunto. Fiducia e speranza fanno sempre parte della nostra attrezzatura quando andiamo a pesca.
Per questa sessione ho portato alcuni prodotti di marca di qualità su cui ho fatto molto affidamento: Sisimour, Anywater e Starbite riguardo la pasturazione. Qui ho stick mix, pellet al gusto Tigernut e uno stick con pellet Banana Scopex. Poi ho voluto unire tutto, ho aggiunto anche del Go al garlic e del Go al pineapple nella speranza di dare quel gusto in più, solo che non vorrei adesso trarre le conclusioni, però forse ho fatto un mix con troppi aromi e forse non è stata la scelta migliore. Questo è quello che ho usato per la pastura. Vedendo che qua tutti usavano il pellet, ho lasciato stare le esche, le boilers che mi ero portato. Mi sono focalizzato sul pellet e sullo stick mix, e riguardo le esche che ho innescato ho usato principalmente esche bilanciate piccole. Ho fatto anche alcune prove con esche pop-up o con chicchi di mais finto galleggiante, nella speranza di riuscire un po' a smuovere e vedere anch'io qualche partenza, ma niente. Alcuni ragazzi continuavano a sottolineare il fatto di non tralasciare il colore, quindi, dato un po' anche dai loro suggerimenti, ho sempre calato i miei terminali con delle esche di colore vivace, quale giallo, ho provato arancione, bianco e anche il rosa. Le ho provate un po' tutte, adesso non ci rimane che passare queste ultime ore di domenica pomeriggio tenendo sempre le dita incrociate e chissà, sperando di poterci salutare dal materassino. Ci siamo, dopo 20 minuti è ripartita. Ci siamo ragazzi, è ripartita. Signori, ci siamo, signori. Signori ragazzi. Ci siamo. Guardate che specchiotta chiara. 2 pesci così nell'arco di 20 minuti. Lanciato la canna senza bombetta, solo col chicco di mais finto lì, al solito punto, è partita ancora, incredibile. La pesca è davvero strana a volte. E niente, che dire, l'abbiamo chiamata più grossa ed è arrivata più grossa. Adesso La vogliamo ancora più grossa? bilanciamo e la chiamiamo ancora più grossa. E la prossima la ferra Luca, però. Così ci togliamo sta voglia tutte e due, che aspettiamo da tanto. Partita Luca, sono le 4:30. Ragazzi, mai mollare. Ultima bombetta. Ultima bombetta lanciata, avete visto, vi ho portato con me circa 20 minuti fa. Rimane sul fondo. Sta arrivando. Non può competere con un nuovo Daiwa. Sì. Oh yes. Abbastanza felice. Una specchiotta, mai mollare. Ultima bombetta che avevo preparato
stamattina e ho portato questa bellissima specchiotta. Che gioia, che gioia. Sicuramente è una golosona, c'è qualche altro buco in bocca. Ragazzi, il campamento tutto smontato, stavamo incominciando a far su anche le canne, mai mollare, è partita di nuovo. Un bel pesciotto sembra, signori. Ragazzi, questa è la canna che mi ha regalato la Specchi poco fa. Sarò sincero con voi, avevo già messo via tutto quello che riguardava le esche e avevo fuori un sacchettino delle boilers affondanti. Un ragazzo che ha cominciato a fare una linea di palline e gli ho dato queste palline qua di prova, all in, penso siano cioccolata crema, cioccolata vaniglia. E ragazzi, un bel reginotto sta arrivando, spero il prima possibile, verso il guadino. L'ho voluta provare, l'ho usata un po' come pastura per questa sessione, poche palline, 10 palline, 15 palline al giorno. Quindi ragazzi, con questo voglio dire mai mollare finché siete in pesca, siate costanti e se qualcosa vi dovrà arrivare, arriverà, sì. Incredibile, signori, non so se chiamarla fortuna. Oh, un altro pesciotto. Questo, ragazzi, penso sia il pesce dei saluti. Un bel pesce. Ci è venuto a salutare su queste nuove palline che stiamo provando. Ecco qua. Direi un bellissimo risultato. Giusti prima di andare a casa. Che gioia, che gioia. Niente ragazzi, vi vogliamo dare due piccole informazioni riguardo a questa cava. Si tratta di una cava nata negli anni 50 per l'estrazione della ghiaia. Ha lavorato per 30 anni e poi dopo questi 30 anni è stata abbandonata e Dennis e la sua famiglia hanno deciso di farci ciò che è oggi una bellissima riserva di pesca, molto bella, molto curata, gestita direi in maniera impeccabile. Ormai saranno già 15-20 anni che c'è sotto. Penso di sì. Anche appunto ristorazione. Nella cava sono presenti 12 postazioni, tutte con un nome diverso in base appunto alla zona o a quello che si trova vicino alla postazione, molto carino anche. È una cava di circa 8 ettari con un fondale principalmente sabbioso e ghiaioso. Qualche piccola informazione che ci ha dato Christian riguardo al fondale è che la metà, diciamo alla destra del gazebo, per capirci, è ghiaiosa, mentre quella alla sinistra, dove ci troviamo noi, è principalmente sabbiosa. Al centro troviamo anche 20 metri di profondità e dopo 10-15 metri abbiamo già 12 metri di profondità, quindi non c'è bisogno di andare tanto lontano con le nostre canne. Sappiamo che bisogna pescare in questa lingua, diciamo, dai 10 ai 25 metri, però anche la canna marginal nel sottoriva abbiamo visto che ha portato ottimi risultati. Un posto per niente facile,
Le carpe sono molto diffidenti, molto maliziose, bisogna saperle ingannare. Ci sono carpe che toccano anche i 30 kg, quindi pesci della vita, direi, pesci record proprio. Ragazzi, non dovrei aver capito male, ma mi sembra di aver capito che questa cava ha 2 fonti sorgive, è sicuramente una nota positiva, insomma. Il gestore ha creato anche un piccolo allevamento di carpe koi, una cosa per niente da poco se contiamo che poi le koi più grandi le rilascia qui nel lago, in questo lago, e oggi con questa sessione abbiamo appunto avuto una prova con le 2 bellissime koi che ha preso Andrea. Tutto sommato niente male, è decisamente un bel lago. Speriamo di portarvi qualche altro bel pesce in camera. Ieri sera qua di fianco all'altra postazione sono usciti 2 bei pesci nell'arco di un paio d'ore, verso sera, verso l'imbrunire. Una bicolor da 20 e un altro bel pesce da 27 kg con la sacca. La postazione è questa qua di fianco alla mia. E stiamo pescando davvero a 2-3 metri di differenza, ma da me non si è visto nessun movimento. Quando hanno iniziato a prendere così tanto ho iniziato ad essere fiducioso per la notte, ma io ho avuto 0 risultati. Invece Luca ha fatto 2 partenze, quindi qualcosa si è mosso. Stamattina mi sono svegliato alle 10 con una partenza di un pesce gatto. Peccato. Sicuramente ritorneremo la prossima volta, spero presto, e affronteremo la sessione sicuramente in maniera diversa riguardo pasturazione, bombette, vedere un attimo di portarci dietro della pastura un pelo differente, vedere cosa può cambiare. Magari del pellet più grosso, pellet da 10-12 mm da pastura, da pasturare tanto con quel pellet lì e fare le classiche bombette con magari lo stick mix anche in mezzo, non solo pellet al pesce, quindi fare la bombetta mezza di pellet, mezza di stick mix e pasturarsi sopra abbondantemente con del pellet grosso di diametro, in modo che magari tocca al fondo prima, rimane lì di più, e magari anche se un pesce o dei pesci anche di disturbo, che dato che ce n'è, vanno a mangiare, non si squaglia subito, o comunque non inizia a spargersi per tutto lo spot, essendo grosso rimane più fermo lì sulla nostra pastura. Ma che pesce fantastico! La mia prima koi, la prima koi della mia vita. Che pesce meraviglioso, ragazzi. Che pesce fantastico. Ecco cosa possiamo trovare qua alle Giarrette. Pensa a te. Adesso andiamo a rilasciare. Ciao splendore. Ciao. Che figata. Sei. Tutto sommato, pollice in alto anche per questa sessione. Diciamo che non abbiamo avuto il numero di partenze che ci aspettavamo, però quei pochi pesci che sono arrivati sono stati sicuramente pesci Indimenticabili. pesci. Mi attacco a quello che diceva Max in un suo video precedente, dove diceva appunto che qui si possono fare i pesci della vita. Noi non abbiamo fatto nessuna over, abbiamo fatto 3 koi fantastiche. Aggiungo la mia prima koi, non ho mai preso una koi, solo viste nelle mani degli altri. Oggi è arrivato anche il giorno per me di catturare una bellissima koi. L'ho presa praticamente a vista, gli ho calato sopra al gruppetto di koi che erano qua nel sottoriva. 20 minuti
È stata fregata. È stata una sessione difficile, però dai, tutto sommato, come sempre, non andiamo a casa a mani vuote. E col giusto impegno, la giusta costanza e provando alla fine cose nuove, perché proviamo Sì. sempre cose nuove, siamo riusciti a portare qualche bel pesce in camera, a portarci a casa delle foto che io non scorderò tanto facilmente. Bellissimi pesci. Quindi sessione difficile, però insomma il lago ci ha voluto regalare comunque qualcosa e come sempre ci impegniamo al massimo e alla fine siamo stati ripagati anche questa volta. Sì, come dice Andrea, abbiamo fatto delle cose nuove, ci siamo affidati anche a qualcosa di non consigliato e a volte un po' la fortuna, un po' la fiducia, la costanza ripaga, quindi siamo stati ripagati l'ultimo giorno e direi che comunque ci siamo divertiti, abbiamo passato 3 bei giorni affannati un po' dal caldo, ma sempre, Sì. sempre speranziosi e alla fine i pesci sono arrivati. Sempre bello andare a fare una sessione in un lago nuovo, in un lago di questa stazza, comunque sono laghi belli, importanti ed è sempre bello poi tornare a casa con delle belle foto. Comunque vada la sessione, se torniamo a casa con delle belle foto e rimaniamo sempre col sorriso, insomma, anche se c'è stata una sessione difficile. Sì, anche se abbiamo tribolato parecchio, un buon risultato c'è comunque stato, quindi fieri di questo, torniamo a casa e che altro dire. Anche dalle Giarrette, il team FS vi saluta, vi dà appuntamento a un nuovo video, sempre in nuovi spot, con nuove carpe e nuove esche. Un saluto!